Un silenzio quasi surreale, rotto solo da qualche singhiozzo. Commozione e vicinanza si leggono negli occhi di tutti. 1 migliaio di persone al Parco Giuriolo di via Pozzetto a Castello di Arzignano, una candela accesa di mano in mano, quasi a consacrare un rituale di pace corale, un ricordo, quello rivolto ad Angela, e un abbraccio alla sua famiglia distrutta dal dolore. Ciao Angela, il saluto in uno striscione contornato da firme e dediche di amici, parenti o semplicemente da chi capisce e condivide il dramma con il quale dovranno convivere i suoi cari, e poi il fiume luminoso che si avvia, come ha suggerito Monsignor Lovato, il parroco di Arzignano, osservando il silenzio per riflettere sulla fragilità di ciascuno di noi. Vorrei ricordare che nel silenzio esprimiamo la nostra vicinanza al papà Diego, alla mamma Luisa, alla sorella Emma, al fratellino Giovanni. E così è stato fino a via Broggia, dove Angela Vignana, studentessa quindicenne, domenica sera è stata travolta e uccisa da un'auto, lasciata senza soccorsi sull'asfalto, dal pirata della strada individuato e ora in carcere, quell'uomo che vive nella stessa comunità che oggi piange Angela. Tutti ci riuniamo, alla fine la famiglia alla fine riesce ad affrontare meglio la situazione, quindi se tutti ci riuniamo tutti stiamo meglio. È come mia sorella, sua mamma. Ecco. Cosa direste all'uomo che non si è fermato? Non so come abbia affatto comportarsi così, cioè umanamente non è possibile. Mettersi una mano sulla coscienza. Mi dispiace perché sono cose che succedono, però anche quando si tira sotto un cane uno si ferma, si ha un po' di coscienza. Mi dispiace che questa persona non ce l'ha avuta. E a me mi dispiace tantissimo perché ho sentito tanto il dolore anche delle persone vicino, no? E il culmine della fiaccolata è stato proprio qui, nel luogo dell'incidente, dove ha ricordato il parroco qualcuno non si è fermato, ha tirato dritto. E allora l'invito a fermarsi e riflettere su una tragedia che ha colpito da vicino tutta la comunità arzignanese. Un ciao ad Angela e al suo sorriso, un abbraccio composto davanti a fiori, candele e preghiere.